Oggi voglio iniziare con un applauso. Io a voi. Perché grazie a tutti voi siamo una delle trasmissioni più amate di tutto il Piemonte. Grazie, grazie e ancora grazie amici a casa. E benvenuti su Rete 7, siamo in diretta, 348 80 40 254 è il numero per i vostri messaggi. Ricordo che ogni messaggio per quanto ci riguarda è una standing ovation, è un grande applauso, quindi io l'ho fatto a voi questa sera, voi fatelo a me e poi tra un po' ad Amedeo Grillo che è lì seduto, prontissimo per iniziare una gran puntata. I brani di stasera saranno Semplice di Gianni Togni, poi andiamo su un brano bellissimo di G. Alessio, poi ci sarà Bella Bionda, grande richiesta, ma prima voglio ricordarvi che tra un po' giocheremo e io direi di iniziare a cantare una vostra idea che a me mi ha fatto veramente piacere, perché tra le tante canzoni che canto durante la settimana finalmente è arrivata una richiesta di un brano che ho scritto io. Fabrizio! Bell'inizio? No, questa sera abbiamo solo chiacchierato, però eccovi a voi la richiesta. Ciao Enrico, potresti farci il tuo brano In nome di Dio che ci piace molto? Grazie Betta e Tino. Innanzitutto salutiamo Betta, salutiamo Tino, salutiamo tutta Volvera all'ascolto e finalmente una richiesta di un mio brano. E quindi, visto che un mio brano magari è un po' sconosciuto, è la storia di Gesù che cerca sua madre dopo essere risorto nel nome di Dio. Questo è un patto di voce di sangue, è una storia che va oltre le lingue. Il mio corpo che l'anima all'anima stringe, nel silenzio il coraggio adesso mi avvolge. A piedi nudi scalerò la montagna, ti cercherò tra città e campagna, risalirò 100 fiumi e torrenti, accenderò vite e cuori spenti, consumerò tutta la mia energia, ma ti troverò, oh mia Maria, nel tuo nome o nel nome di Dio. Nel tuo nome o nel nome consumerò la mia energia, ma ti troverò, oh mia Maria, nel tuo nome o nel nome di Dio. Nel tuo nome o nel nome di Dio. Questo è un patto di voce di sangue, è una storia che va oltre le lingue. Seguito, amato, tradito, ingannato, ricoperto di filo spinato. Cavalcherò sulle sabbie dorate, nuoterò tra tempeste infuocate, non c'è odio che mi abbia fermato. Dite a lei che sono tornato, consumerò tutta la mia energia, ma ti troverò, oh mia Maria, nel tuo nome o nel nome di Dio. Nel tuo nome o nel nome. Questo è un patto di voce di sangue,
Grazie, ancora grazie per averla richiesta. E sono soddisfazioni quando uno canta qualcosa che ha scritto, che ha dentro, no? Io volevo interpretare, creare anche un arrangiamento che facesse entrare dentro il testo. 348 80 40 254 il numero per i vostri messaggi. Tra un po' giocheremo, ormai è già 3 giorni che c'è lo stesso oggetto dentro lo zaino, e quindi però prima voglio andare a cantare un'altra vostra richiesta. Vai regia, vai Fabri, vediamo un po' cosa arriva. Ciao Enrico, grazie per la bella musica, mi puoi cantare come tu sai fare e lo fai bene, con passione, questo grazie mille, tanta voglia di lei. Un abbraccio a Nancy. E allora arriva subito questo brano, tanta voglia di lei, eccolo qui. La cantiamo tutti insieme, perché questa si sa. Mi dispiace di svegliarti, forse un uomo non sarò, ma ad un tratto so che devo lasciarti, fra un minuto me ne andrò. Dici una parola, sei più piccola che mai, in silenzio morderai le lenzuola, so che non perdonerai, che insieme mi dispiace, devo andare. Il mio posto è là, il mio amore si potrebbe svegliare, chi la scalderà? Strana amica di stasera, io c'è un altro brano che dei più mi appassiona e i maschietti all'ascolto ne sanno qualcosa, perché di sicuro vi è successo di provare attrazione per la donna di un vostro amico. Non vi chiedo com'è andata a finire la storia, no. Non mi dire niente, stammi ad ascoltare. Sono troppe notti che ci dormo male. Tu mi piaci forte, tu mi prendi dentro, e non c'è bisogno che ti dica quanto, ma la vita
Ma chi lo sa se davvero... Cosa ne dici, Fabri? Cosa ne dici? Ti è mai successo a te di provare attrazione per la donna di un tuo amico? A me sì, diverse volte, e devo dire che ha sempre vinto l'amicizia, sempre, ricordatelo amici a casa, fate come Peiretti sempre, perché un'amicizia ha tanto valore. Lo so, magari lei è bella, ma parliamo ancora di donne prima di far entrare Amedeo, perché il prossimo brano che voglio cantarvi è un altro brano che ho scritto io, ed è la storia di una donna che si chiama Juanita, che entra nella vita di una persona e la stravolge, perché un po' lei c'è e un po' lei non c'è. Lui è perso da questa donna, il protagonista del brano, però lei c'è al 50%, secondo me un amore vissuto al 50% non va bene. Io dico sempre che è meglio una sana amicizia che un amore malato. E quindi, amici all'ascolto, se state vivendo una storia d'amore un po' particolare, che non va bene, che vi fa soffrire e siete al limite, trovate il coraggio e trovate la forza dentro di voi di dire e basta. Ok? E adesso cantiamo insieme, lo sapete già, ho fatto un piccolo restyling, è il momento di fare un po' di spazio lì in cucina o in salotto, perché amici a casa si balla! No, non è così, non è giusto così, non volevo così, sei ancora qui. Juanita, un po' ci sei, un po' non ci sei, solo quando vuoi, ma così tu fai, Juanita. Io resto come un fesso ad aspettare, mentre vedo mille soli tramontare, ma tanto tu non vuoi cambiare. Juanita, Juanita, Juanita. Se resto ancora a dormire da sole, un'onda che forte sbatte sul molo, prendo coraggio, ti voglio parlare. Juanita, Juanita, Juanita. Se queste parole mi fanno del male, lo scritte perché ti voglio dire senza offesa, ma devo andare. Juanita, Juanita, Juanita. No, non è così, non è giusto così, non volevo così, sei ancora qui. Juanita, un po' ci sei, un po' non ci sei, solo quando vuoi, ma così tu fai. Juanita, un po' ci sei, un po' non ci sei, solo quando vuoi, ma così tu fai. Quanto vorrei da domani, Juanita, tu protagonista della mia vita, ma sono 9 anni che ti aspetto. Da sempre ripeti prendi quello che do, ma cosa mi resta se non ti ho, come acqua che scorre nelle mie dita. Un giorno forse potremmo scherzare, adesso il pensiero mi fa tanto male, forse domani mi compro un cane e la chiamerò Juanita. E la chiamerò Juanita, Juanita. Juanita, un po' ci sei, un po' non ci sei, solo quando vuoi, ma così tu fai. Juanita, un po' ci sei, un po' non ci sei, solo quando vuoi, ma così tu fai. Non voglio più tirare il freno. Ogni giorno che passa è un giorno in meno. Ho finito i petali della margherita. Ma che cazzo. Juanita! Eccolo! Eccolo!
E dopo Juanita arriva lo zainetto di Rete 7. Fabrizio, andiamo a vedere gli indizi. Vai Fabri, ecco gli indizi sono sempre gli stessi. Forza amici a casa, che oggi è l'ultima puntata della settimana dal vivo, perché domani andrà in onda uno speciale molto bello sull'Otto Brata Bargese. Però questa sera lo voglio davvero regalare lo zainetto ufficiale di Rete 7. Va che bello. Gli indizi sono ruote, viaggio, trasporto, carta pesante. Ormai lo sapete già, questi sono gli indizi che raccontano di un... È aperto lo zaino, mi scrive la regia. Sì, ma solo laterale, non si vede regia, tranquillo. Quindi ruote, viaggio, trasporto, carta pesante sono degli indizi che descrivono un oggetto che è nascosto all'interno dello zaino, del quale solo io sono a conoscenza, perché sono io che invento gli indizi e lo nascondo. Quindi ragazzi, provate durante il secondo tempo, dopo il primo brano aprirò le telefonate, telefonando al 378 4080 506, chiacchieriamo insieme, mi raccontate un po' di voi, provate a indovinare e portarvi a casa lo zainetto, che adesso poso perché è il momento. Sì, ho il fiatone, non c'ho più l'età, regia, non c'ho più l'età per fare 20 secondi di balletto, proprio sono un disastro, dovrei iscrivermi in palestra, non c'ho voglia, fa Pilates, no, non c'ho voglia. Il problema mio è che mi tengo in allenamento, soprattutto quando ci sono i funghi. Io parto al mattino, torno nel primo pomeriggio tutti i giorni se ci sono i funghi, e mi arrampico su per la montagna, questo fa bene per il fiato, ma non ci sono i funghi e quindi non sto a casa, non è che vado a camminare. Io quelli che partono vanno a camminare senza una meta, andiamo a camminare. Enrico, domani mattina andiamo a camminare. Dove andiamo? No, io devo avere uno scopo, e lo scopo di adesso è presentarvi Amedeo Agrillo. Eccolo qui. Ciao, buonasera, ciao Enrico, tutto bene? Ma hai messo la camicia del Torino Calcio? Ma per far contento Fabrizio Piedertoro. Hai visto che bella camicetta che mi ha messo l'Amedeo? No, dai, io sono sempre della Napoli, assolutamente. Tu ci mancherebbe. Posso anche indossare il bianco-nero, non mi interessa. Ma tu hai il corazon azzurro. Assolutamente, vorrei vedere. Sono contento che sei qui, perché andiamo a cantare un po' di loro richieste, che tu per questi brani sei al top. Andiamo a vederla prima. Vai Fabri, vediamo. Eccola qui. Ciao Enrico, mi piacerebbe sentire Semplice di Gianni Togni, lo richiede Anna, e Semplice sia per Anna. Amedeo Agrillo. Anche se semplice non è del tutto, eh? No, semplice non lo è, no. Come stare fuori dal tempo quando fuori è mattina presto, cammino con l'aria da fortuna, so che in qualche tasca devo avere ancora una da fumare dolcemente, conto i passi pensando a niente, la notte è ancora attaccata ai muri, fai mille pezzi se tu semplice come le storie che cominciano come da calcio in barattolo, e respirare un ritmo quasi uguale ai giorni che viviamo in due. Svegliati, sempre un sogno da raggiungere, amore forte che è possibile andare avanti anche se fa un freddo caldo, ci vogliono imbrogliare. Tutto quanto sembra giusto quando fuori è mattina presto, ogni via ancora un suo colore, farle tutte uguali basteranno 2 ore. Io mi guardo in giro, a me la piazza soltanto il cielo, un orologio senza lancette, un istante che sa di latte. Semplice trovarsi in tasca qualche spicciolo e dirsi ti amo per telefono, e poi saltare anche la cena per parlare, per mangiare 4 chiacchiere. Svegliati con un'idea che vuoi che
così bene, forse l'unica. C'è una commedia, allora avanti un'altra scena, per voi non c'è problema. Amedeo, dillo per voi insieme. Devo dire che abbiamo fatto una scaletta bella ballerina, ballerina, no, questa vabbè, mi è venuto in mente un brano di Dalla, così, che magari farò prossima settimana. Prima della pubblicità, lo so che siamo in ritardo regia, ma voglio dire due parole, ancora cantare un brano, perché il prossimo è un brano che ha scritto Gigi Alessio, che ha interpretato Gigi Alessio e racconta proprio la vita di Gigi Alessio, soprattutto la vita difficile che ha avuto. Probabilmente, esatto, sì, tutto da quello che dice, poi non sappiamo se è così, però probabilmente sì. È così. Lo descrive abbastanza. Ho sentito bene, prima al telefono, senti un po', ma devo mi fa, sta ascoltando, ciao Gigi. Salutami Adeo. Cattiveria e gelosia. Un giorno la camoriccia verità, ma che ci sono sempre chi li dà, hanno detto fino a poco tempo fa, visto che napolitana non ci fa, sta saggio mamma fatta mai tremare, non mi sono fermata popolarità, sono canzone nata senza una voce, racconta una vita vostra vita mia. Io non l'ho fatto mai per diventare, io studiavo per una forte persona. Quanta carta che stracciata per trovare, due parole belle per poter cantare. Tutti i sacrifici e stavo solo di, in torietta che non era casa mia. A rubano tempi amore e figlio mio, sono rimasti più una volta su famiglia. Mai non può cagnare niente, te fa male assai, che tutto sta amore non finisce mai. Pienamente pensiero, io goppa l'autostrada guardando il tuo specchio tutta gelosia, ma continuo a camminare la strada mia, più assai. Quel che ha detto un po' deriso di anni fa, e ne vergogna a questa volta, ancora la Sicilia Lombardia. E certezza non è più filosofia. Mi ricordo ancora di non dirti mai, se rimane quella frase non ci va, poi saremo ma per forza a cancellare, se stasera t'avesse passa. Mai non può cagnare niente e ti fa male assai, che tutto st'amore non finisce mai. Tieni a mente pensiero, io coppa una strada guardando il tuo specchio tutta gelosia, ma continuo a camminare la strada mia, più assai. Amedeo Greco, cattiveria e gelosia per voi. Tieni a mente pensiero, io coppa una ma continuo a camminare la strada mia, più assai. Sono rimasto chi di tanto tempo fa, ma sa sempre chi tu la capo parla, a veleno e caramella che cucina, ma non cagna verità che fantasia, o sa colpa tutte queste è pura mia, o che posso per trovare una compagnia. Ascoltava cattiveria e gelosia, alla per non cuore a casa mia.
devo dire che la frase di Sanremo a me è piaciuta un casino. Beh. Cioè, se tu vai a Sanremo con quella frase in napoletano, devi cambiarla e non te lo fanno fare. perché? Invece lui è andato e l'ha fatta. Bravo Gigi. E ha fatto buona. E ha fatto buono, ha Ha fatto fatto e buono. Adesso lanciamo la pubblicità, poi giocheremo, canteremo, andremo a leggere tutti i messaggi del terzo tempo. Insomma, sarà ancora una puntata. Siamo a metà, sono le 20:31. Voi non cambiate canale, pubblicità. Ok, dai. Stavo raccontando, non sbirciare Amedeo, stavo raccontando proprio ad Amedeo che domani non saremo in onda dal vivo perché ci sarà lo speciale di Barge, ma domani sera, nella puntata di domani sera, scoprirete tante cose molto belle di Barge. Io ad esempio non sapevo che a Barge ci fosse il treno. Una volta a Barge passava il treno, io non lo sapevo. Poi scoprirete una tipologia di castagna molto particolare. Cioè, è una puntata, io la chiamo stile Quark, ma molto molto interessante. Quindi domani, mi raccomando, dalle 20 alle 21 guardate sempre Rete 7, Casa Peretti in tour, eccetera, eccetera, eccetera. Allora Fabrizio, andiamo a rileggere gli indizi qua sopra? Eccoli, gli indizi per vincere lo zaino sono ruote, viaggio, trasporto, carta e pesante. Io adesso alzo il volume al mixer delle telefonate e aspetto il primo amico che ha il coraggio di giocare in diretta su Rete 7. Vediamo se arriva la prima telefonata. La prima telefonata c'è. Pronto? Chi sei? Da dove chiami? Pronto? Ciao, sono Alessio e chiamo da Tina, ci siamo sentiti ieri. Ci riprovi stasera, bravo Alessio, questo è lo spirito giusto. Mi piace questa cosa, mi piace. Ma ascolta, prima di provare a giocare, dimmi, qual è il tuo cantante preferito? Allora, italiano o straniero? Italiano. Italiano, Ligabue. Di Ligabue, va bene, allora metteremo in programma anche qualcosa di Ligabue la prossima settimana con tanto di dedica. Allora Alessio, Grazie. ruote, viaggio, trasporto, carta pesante, secondo te cosa c'è all'interno dello zaino? Provaci. Per me la parola è borsa. Una borsa, perché borsa? Allora, la borsa da viaggio, Sì, una borsa per il trasporto, una borsa di carta, una borsa pesante e la borsa può avere le ruote. fammi dare un'occhiata, ti dico solo una cosa, ci sei andato non vicino, molto di più, ma non è il nome esatto, non è borsa, mi dispiace tanto Alessio, ma ci sei proprio, hai preso un palo a porta vuota, sei stato bravissimo, molto molto molto, grazie per aver giocato con noi, ciao. Grazie a voi. Ciao. Ciao. E ci va il nome proprio. Però ci siamo, hanno già detto camion, hanno già detto tante altre cose, non sono. Andiamo a rispondere al telefono. Pronto, chi sei e da dove chiami? Ciao Enrico, sono Tiziano da Savigliano. Tiziano da Savigliano, molto bene, benvenuto nella mia trasmissione. Grazie. Gli indizi sono ruote, viaggio, trasporto, carta pesante. Cosa c'è nascosto qui dentro? Un borsone? Un borsone. Prima hanno detto borsa e mo borsone. Fammi vedere se è un borsone. No, non è un borsone, è altro palo. Grazie. 2 pali avete preso, il palo di destra e il palo di sinistra. Dai che il prossimo fa gol. Grazie per aver giocato con noi, grazie mille. Ciao. E anche da Savigliano che ci chiamano. Sta diventando molto facile. No, ci stanno arrivando. Secondo me adesso ragazzi, io non so quello che c'è. Lo so. Però Guai. C'è un notaio che sono io. Pronto, chi sei? Pronto, chi sei da dove? Sì, ciao, Diego da Varese. Ciao Diego da Varese. Allora Diego, ruote, viaggio, trasporto, carta pesante, cosa c'è all'interno dello zaino? Valigia. Una valigia, è già stato detto ieri, non è una valigia, mi dispiace Diego. Ah, non è una valigia, no, niente. Non è una valigia. Innanzitutto, Niente. guarda, ti concedo di fare dei saluti da Varese, dai, saluta chi vuoi. Ciao a tutti, alla mia famiglia che è comunque qua con me che ti stiamo guardando e ai miei amici. Come si chiama la tua famiglia? La famiglia Rizzo. La famiglia Rizzo di Varese, grazie. Ciao, buonasera, grazie. Ciao, grazie. Ciao. Saluti alla famiglia Rizzo da Varese. Sì, abbastanza. Ci siamo. quasi. Vediamo un po' se c'è qualcuno che non è borsa, non è valigia, non è borsone. E vediamo un po'. Pronto? Chi sei da dove? Forza. Andrea di Borgomanero. Andrea di Borgomanero. Buonasera Andrea di Borgomanero. Allora, ruote, viaggio, trasporto, carta pesante. Ma Per me è un troller. un troller. Sì, perché c'è lo zaino, Sì, e poi? c'è la valigia, diciamo, trolle, Sì. da viaggio. Sì. Poi fallo anche di cartone col carrellini e metti sul cartone. Sì.
E poi cosa c'è? La carta? Vediamo se è un pesante. trolley, vediamo. No, mi dispiace Andrea di Borgomanero, non è un trolley. Ci state andando tutti vicino, ma proprio vicino, dai che questa sera lo voglio omaggiare. Grazie Andrea, buona serata. Ciao! Ciao Amadeus! Ciao, Amadeus. Amadeus. Buonasera. Noi abbiamo Amadeus. Mi piace Amadeus. Bravo Andrea. Magari. Hai fatto bene. Dai, manca un minuto alla pubblicità. Vediamo se c'è ancora. Sì, c'è ancora una telefonata. Però forse è già un numero che ho risposto. Non potete giocare nella stessa sera. Andiamo a vedere. Pronto? Chi sei da dove? Ciao, Caterina da Vestignè. E invece Caterina può giocare perché. Da dove Caterina? Vestignè. Dove rimane Vestignè? Vestignè, proprio paese Vestignè. Sono di Napoli, emigrata a Vestignè. Ah, ok, ma in che zona del Piemonte si trova Vestignè? Vicino a Ivrea. Vicino a Ivrea. Allora, Caterina, giusto? Sì. Caterina, ruote, viaggio, trasporto, carta pesante, cosa c'è all'interno dello zaino? Per me è un rullo. Un rullo. Sì. Fammi controllare, aspetta. Un rullo è uno. No. Qua stiamo un po'. Non è un rullo. Si sono andati vicino con borsa, borsone, ma non è un rullo. Grazie Caterina per aver giocato con noi. Ciao, grazie. Ciao, buona Ciao, serata grazie. e buon weekend, anche se domani è venerdì, però per noi è come fosse venerdì, domani non siamo in onda. Lo so che siamo in ritardo, regia, concedimene ancora una. Giuliano mi scrive questo. No, controlla. Dai, l'ultima telefonata, pronto? Chi sei da dove? Pronto? Pronto? Sì, ciao, sei in onda. Ok. Sì, chi sei? Roberta. Da dove? Ciao Roberta, dalla provincia di Brescia. Roberta da Brescia. Allora, ruote. Roberta, provincia di Brescia. Provincia di Brescia, perfetto. Ruote, viaggio, trasporto, carta pesante, cosa c'è all'interno dello zaino? Provaci. Un aereo. Un aereo Sì. all'interno dello zaino? Mi dispiace, non è, mi dispiace. Sai che bello Niente. che avevo un'amica che andava in giro per la provincia di Brescia con lo zainetto Rete 7? Sì. Ne sarei stato orgoglioso, ma non è. Grazie Roberta, ciao. Grazie. Ciao, buonasera. Buona serata. Ciao Roberta. Regia, lo so, ma il giorno che scoprono davvero Quello cosa che c'è all'interno dello zaino mi mandano tante di quelle caghette, si può dire, ormai l'ho detto che... Vabbè, proviamo ancora l'ultima Fabri, l'ultima, però allora, vediamo un po'. Pronto? Chi sei da dove? Ciao, sono Alessio da Savigliano. Ciao Alessio da Savigliano, ma sei giovanissimo, quanti anni hai? 12. 12 anni, che bello. Cosa ti piace di Casa Peiretti? Ci guardi ogni tanto, tutte le sere? Sì, vi guardo ogni sera. Bello, Ah, grazie grazie Alessio, grazie. Allora, gli indizi sono ruote, viaggio, trasporto, carta pesante, cosa c'è all'interno dello zaino? Uno zaino. Cioè, ok, secondo te Peiretti per fare un po' le cose complicate ha messo uno zaino all'interno dello zaino, giusto? Sì. Spiegami anche gli indizi, come sei arrivato a zaino. Allora, lo zaino può avere le ruote. Sì, Lo zaino lo usi per un viaggio. sì, E uno zaino può essere pesante. sì. E puoi trasportarlo. Sì, si chiamano zaini da trasporto, quelli che tu metti sulle spalle e dietro c'è o un bimbo o un animale. E con carta? Te lo dico io. Perché quando vai a comprare lo zaino per fartelo vedere bello pieno, ti mettono la carta. Mi ripeti il tuo nome? Alessio. Alessio, Hai hai vinto, vinto hai lo vinto. zainetto di Rete 7. All'interno dello zaino c'era uno zaino, quindi reggi qua. Complimenti Alessio, grazie di cuore per aver giocato. Importante che tu mandi un messaggio al 348 80 40 254 con i tuoi dati, quindi nome e cognome e numero di telefono, così dopo ti chiamo e ti spiego come venire a ritirare lo zaino e fare l'intervista. Ok. Grazie, buona serata. Grazie. Ciao, Ciao, complimenti. Ciao. Complimenti a te. dai. Bravo, Ciao, ciao. bravo. 11 Ciao, anni adesso. grazie. Ciao, 11 anni, ce l'ha fatta. Lo so che adesso state pensando, Peiretti sei veramente uno strunz. Come si direbbe in napoletano? Un strunz. Hai messo un premio dentro, cioè, era No, il premio? era il premio, era-
Non era difficile, ma non era neanche tanto facile. 12 anni mi scrive regia, grazie regia, su lui sempre attentissimo. Pubblicità, poi torniamo in onda con Bella Bionda. Oh, bella bionda, bella bionda. Pubblicità! Bentornati in quest'ultima parte, l'ultima parte di questa settimana dal vivo. Ricordo che domani lo speciale di Barge, l'Ottobrata Bargese, da non perdere. Adesso però continuiamo, sono le 20:46 e poi dite che non siamo in diretta. Sono le 20:46, andiamo a vedere una vostra richiesta. Ciao Enrico e tutta Casa Peretti, vorrei ascoltare la canzone di Bella Bionda di Daniele De Martino dal tuo miglior amico Andrea di Borgo Manero. E quindi Bella Bionda sia! Bella bionda, parlo con te, ti offendi se ti offro da bere. Bella bionda, parlo con te, beviamo qualcosa, la notte è lunga, sì. Bevi uno champagne, prendi quello che vuoi, basta che stai con me. Ti porterò dove sorge il sole, con le ali del cuore ti farò volare fino a dove tu. Io ti porterò dove dorme la luna, toccheremo le stelle più belle ma noi brilleremo di più. Dammi le mani, balliamo, mani in alto saltiamo, come pazzi cantiamo. Bionda balla per me, è uno schianto. Grande richiesta, Bella Bionda. Bella bionda, sei una bomba, con quei tacchi e quel vestito sei il top. Ok, bevi uno champagne, prendi quello che vuoi, basta che stai con me. Io ti porterò come sorge il sole, con le ali del cuore ti farò volare fino a dove tu. Io ti porterò dove dorme la luna, toccheremo le stelle più belle ma noi brilleremo di più. Dammi le mani, balliamo, mani in alto saltiamo, come pazzi cantiamo. Bionda balla per me, bionda balla con me, bionda balla con me. Sei uno schianto. Tutti con noi. Io ti porterò dove sorge il sole, con le ali del cuore ti farò volare fino a dove tu. Io ti porterò dove dorme la luna, toccheremo le stelle più belle ma noi brilleremo di più. Dammi le mani, balliamo, mani in alto saltiamo, come pazzi cantiamo. Bionda balla per me, bionda balla con me. Come pazzi parliamo, sei uno schianto. Dammi questo cuore senza più parole, voglio stare con te, pure mi spiezzi una sera, vieni a parlare con me, sei uno schianto. È una delle puntate più dance che abbiamo fatto, più ritmate, ragazzi. Posso dire che figata Casa Peretti questa sera? Sì, adesso tutti i vostri messaggi. Dai, di corsissima perché sono in tanti, se ne dimentichiamo qualcuno chiediamo scusa, ma il tempo è tiranno. Un abbraccio a nonni, i suoi nipoti le vogliono tanto bene. Enrico e zio Amedeo, siete uno spettacolo. Mary, ciao Mary, e grazie Pino. Mary. Oh, che bella bimba, ciao ragazzi.
Un grande saluto a voi e buona musica. Grazie Dani. Grazie Dani. Cerchiamo ogni sera di fare della buona musica. Tra poco ritorneremo sulla Luna, poi su Marte, ma in terra non riusciamo a fare un ponte radio decente tra Torino, Luserna e San Giovanni come il 15, 10, 25. È mai possibile? Sveglia. Allora, innanzitutto non mi piace la scritta sveglia, Rete 7. Siamo Rete 7, non TV 7. Dunque, ieri è saltato il segnale non per un problema interno a Rete 7, non un problema interno a Luserna San Giovanni, non un problema di collegamento, è saltato il segnale a mezze televisioni, locali e non locali, quindi non c'è nessuno che si deve svegliare. Rete 7 credo che abbia i tecnici migliori che possano esserci in uno studio televisivo, e quindi ragazzi, come dico sempre, sappia Spa, cambia il canale. Rotellini, noi ce la mettiamo tutte le sere. Non dipende da noi, abbiamo già migliorato tanto, non ci frizziamo più, non saltiamo più, però sveglia, non è bello. Sempre solo Viva Casa Peretti, grazie amici per essere con noi ogni sera. Giovanni e Silvia d'Alessandria, ciao, grazie Giovanni, ciao Silvia, grazie. In un palinsesto nazionale monotono e ripetitivo, Enrico è la nostra Stella Cometa. Un abbraccio da Alfonsina e Germania, grazie. Addirittura Stella Cometa. Quindi sei emozionato? No, cerco i re magi. Ok, buonasera dal tuo amico Marco D'Intre. Enrico, oggi con la puntata di ieri sul Tab, ti ho visto per 2 ore. Bentornato Amedeo, sono contento tu stia meglio. Questa è la soluzione giusta. Ti ringrazio. Se ci perdete, perché succede Marco. Qualcosa, tutte le puntate sono sul nostro canale YouTube, quindi non potete dimenticare nulla. Ciao Enrico, sei grande dal tuo amico Andrea di Borgomanero. Io saluto Andrea, grazie. Ciao Andrea, che ha anche giocato con noi questa sera, grazie mille. Ciao Enrico, ciao Amedeo, buona serata. Silvia da Mottalciata, grazie Silvia, buona serata. Grazie Silvia. Ciao Amedeo da Enrico da Elena. Elena presente. Sempre. Presente, brava Elena. C'è una Giovanna del Vercellese che gioca spesso. Dimmi Enrico, è single, ha una voce accattivante. Andrea di Borgomasino. Ragazzi, non è che possiamo fare anche strano amore, non lo so, io le sento solo le voci, ha tutto in mano la regia, ci mancherebbe. Vabbè, facciamo anche un po' di strano amore. Vabbè, Giovanna, se sei single, c'è il nostro amico di Borgomasino, non si sa mai. Ciao Casa Peretti, buona serata, sempre al top. Bentornato da Amedeo con la sua bella voce e interpretazione delle canzoni. Michela da Torino. Grazie Michela, sempre gentilissima, grazie, buona serata. Grazie. Ciao Casa Peretti, grazie per esserci così. Baci da Marzia di Torino, Cecilia, Daniele e Vanessa da Monte da Po. Ah già, mi scrive. Ok, vabbè, questo non lo dico. Grazie Giuliano. Mi fa, sì, tu hai detto se non ti piace cambia canale, ma neanche gli altri si vedevano ieri sera, quindi anche se... Ciao Enrico, sempre belle voci canti. Maurizio De Volmera ha ragione. Questo è forte, ieri sera tutte le televisioni si sono bloccate, quindi grazie Massimo da Venaria, presente, grazie per la bella musica. Andiamo avanti veloci, regia, fino alla fine. Ciao Enrico, ciao Medeo, ben ritornato, lo dice Milena. Grazie Milena. Grazie Milena. Alla Gugu con love, Maurizio, ciao Gugu, tanto love da Maurizio. Ciao, sono Simona da Valperga, sono piemontese di stirpe, però mi piacerebbe sentire Amedeo che canta Bam Bam di Banfi. Complimenti per la trasmissione. Oh, vado a sentirla, ma di Lino Banfi, c'è una canzone Bam Bam. Ok, gliela faccio imparare, promesso. Ciao Casa Peretti, ciao Enrico, volevo ringraziare e congratularmi per il brano In nome di Dio. Da una nostra richiesta, mi sono perso, da un'interpretazione davvero artista, grazie. Del tuo album è un brano che mi ha toccato veramente l'anima. Purtroppo in tanti abbiamo abbandonato la sua fede. Rinnovo il grazie e ribadisco la tua bravura. Con affetto Bettettino, posso scritto un ciao caro Amedeo. Ciao Bettettino, grazie. Ciao Bette, ciao Gina, grazie. Baci. Ciao Amedeo, bentornato, bravo e buona serata da Rosalia. Grazie. Ciao Rosalia, grazie. Corriamo regia, più ne leggiamo meglio è. Poi gli altri li teniamo lì. Ciao Enrico, a me è successo anni fa con la fidanzata di un mio cugino, eravamo innamorati, persi. Io ho troncato tutto. È stato doloroso, ma è stato meglio così. Massimo da Venaria. Giusto che sia. Lì non è neanche l'amico, è un parente, quindi Ciao Enrico, che bella, tanta voglia di lei, è la mia preferita di Puotto Inizio. Bello anche il tuo Juanita, grande, viva Casa Peretti. Ciao Amedeo, Roby75, grazie Roby, grazie. Ciao. Molto piacere che è tornato Amedeo Grillo, buona serata a tutte e due. Casa Peretti, Lili Dorora, grazie Lili. E poi ciao Enrico, molto bella la tua interpretazione al nome di Dio. Amedeo, sei troppo forte, sei un grande. Un saluto Fabrizio da Quarona. Grazie Fabrizio. Hola Fabri.
Poi, ciao amici Casaperetti, ciao Medeo Enrico, Enrico, il mio migliore. Vorrei dedicare ai miei due amici più cari, Annalisa e Fabio, una canzone dell'83. Va bene, la facciamo la prossima settimana, ben volentieri, con tanto di dedica. Grazie Enrico da Collegno. Ciao a tutti voi, Enrico, fai un grande saluto a Cinzia di Bagnasco, detta Budina. Maurizio, ciao Budina! Ciao Budina! Vorremmo poi capire la prossima settimana perché Budina. Comunque, ciao Cinzia di Bagnasco. Un grandissimo abbraccio a tutti quanti, Giovanni e Titti, vi Grazie. vogliamo bene. Ciao Gio, ciao Titti. Buona serata Casaperetti, bentornato Medeo, insieme siete straordinari, lo dice Ciao, Luciano ciao. di Brandizzo. Grazie Ciao, Luciano, Luciano. grazie. È finito il tempo, c'erano ancora tanti messaggi regia? Sì. Grazie a Medeo, grazie Fabrizio, grazie a Giuliano Falco, sempre, e grazie a ognuno di voi. Domani Barge, lunedì una nuova puntata con me, Alessia Chelucci. Buon weekend, ciao ragazzi, Ciao a ciao! tutti. Ciao Gabri! Da Gabri! Ciao Gabriele!